I disturbi cognitivi nell'anziano, molto frequenti non solo per quanto riguarda i casi di demenza conclamata, ma anche le condizioni conosciute come disturbi neurocognitivi minori, che rappresentano un'entità nosologica molto presente negli over 65 e che, se non individuata e trattata, può evolvere francamente in demenza. Sono stati questi i temi di un convegno denominato ENET sulla gestione del paziente con disturbo cognitivo minore, svoltosi nella giornata di sabato presso il Dioscuri by Palace di Agrigento, cui lavori sono stati introdotti dal dottor Giuseppe Provenzano. Diversi gli interventi qualificati di specializzati nel settore che sono intervenuti e hanno arricchito il dibattito. Questa è la tematica che oggi trattiamo, perché la gestione del paziente con disturbo cognitivo minore significa individuare la malattia in esordio e quindi trattarla adeguatamente. In questo tipo di malattia fare la diagnosi precoce è importantissima, perché consente innanzitutto di utilizzare una tipologia, un farmaco adeguato che possa sicuramente funzionare, e poi soprattutto cercare di non far evolvere la malattia in una fase dementigena. Ecco, ci sono delle novità in questo settore? Sì, la sperimentazione va avanti, ci sono molti meccanismi complessi che adesso sono oggetto di studio, che sicuramente creeranno dei nuovi target farmacologici. Purtroppo abbiamo avuto l'insuccesso degli anticorpi beta monoclonali anti-amiloide, che non hanno sortito effetto, hanno avuto un costo notevolissimo, perché la sperimentazione è costata parecchio, però purtroppo non hanno dato gli effetti desiderati. Considerato l'aumento proprio dell'età media, sono fondamentali questi incontri che servono proprio a sensibilizzare sul non avere il timore nel rivolgersi a un medico nel momento in cui si riscontrano i primi segni, perché sono quelli proprio importanti, quelli su cui possiamo agire ed aiutare realmente e concretamente il paziente nel rallentare la malattia e migliorare proprio la qualità di vita del paziente. Quindi sensibilizzare i familiari e tutti i colleghi in modo da interagire, e nel momento in cui compaiono i primi sintomi rivolgersi al medico di medicina generale in primis, e poi alle strutture che operano sul territorio, che possono aiutare tanto a livello di prevenzione nel rallentare anche di parecchi anni l'evoluzione della malattia. Approfondire la patogenesi e i risvolti che si hanno a livello anche sociale delle malattie demenziali è fondamentale, perché siamo dinanzi ad una patologia multifattoriale dove necessita un approccio plurispecialistico e ahimè anche una interazione con il territorio, una rete di contatti che purtroppo è un pochettino carente, su cui noi dobbiamo cercare di attivarci per alimentarla, sia a livello dei rapporti con i medici di medicina generale e con le altre strutture socioassistenziali, che spesso poi si hanno dei risvolti negativi anche sui familiari, caregiver che devono assistere a questi pazienti con problematiche particolari, e si necessita quindi di un approccio sistemico a livello anche socioassistenziale. Siamo abbastanza strutturati noi qui nel nostro ospedale, nelle nostre strutture sanitarie? Le strutture sanitarie ce ne sono alcune pubbliche, molte sono strutture private, con qualche difficoltà per l'inserimento, su cui però dobbiamo cercare di lavorare per agire in sincronia anche con i privati. Sicuramente si potrebbe fare di più, perché come in qualsiasi altra parte della Sicilia dal punto di vista assistenziale purtroppo siamo carenti, e dal punto di vista proprio dell'assistenza acuta in ambulatorio, dal punto di vista anche strutturale, le residenze per gli anziani, i centri diurni, ma chiaramente alla base c'è una carenza di personale che condiziona moltissimo l'operato dei pochi che chiaramente sono in servizio. In questo caso l'epidemia, che speriamo che ci lasci al più presto, che effetti ha avuto?
Purtroppo l'epidemia ha avuto degli effetti devastanti, perché se già questa patologia aveva un certo livello di trascuratezza da parte delle istituzioni in generale, è ovvio che tutte le attenzioni in questo momento vengono concentrate da questo aspetto pandemico, e quindi chiaramente c'è stato un maggior accantonamento delle poche attenzioni che già si avevano per questo tipo di patologia.